Al telefono con Giacomo Altoè, che quest'anno compete nel GT World Challenge Europe. E io sto correndo nel GT World Challenge Europe, che è praticamente il campionato di riferimento per la categoria Gran Turismo, quindi tutte le macchine, tutte le supercar, insomma, derivate dalle macchine stradali. Io corro per un team svizzero, Emil Frey Racing appunto, e usiamo le Ferrari, quindi Ferrari 296 GT3. Ecco, ricordiamo che stai condividendo la macchina con il figlio del manager di Verstappen. È stimolante o cosa? Sì, sicuramente dà tanta motivazione, anche senso di responsabilità, perché comunque c'è Max, appunto Verstappen, che ci segue ogni gara, sempre lì a chiederci insomma come va il weekend di gara, e è molto esigente, quindi siccome supporta tutto il nostro programma abbiamo delle responsabilità, però al momento stiamo facendo molto bene, quindi al momento dai siamo messi bene. 4-5 maggio, primo round nel campionato d'Inghilterra, è andata discretamente il primo round, però nel secondo round hai stravinto. Quando si sale su un podio, lo chiedo da profano, cosa si prova? Cioè, nel senso, quando vedi hai fatto una straordinaria performance, la gente ti applaude, cos'è che provate voi piloti? Proprio una mia curiosità. Ma è un'emozione incredibile, perché comunque io personalmente comunque do tutta la mia vita per questo, insomma, per vincere, comunque per arrivare a podio, quindi dopo una serie di test prestagionali molto lunga durante l'inverno abbiamo lavorato veramente tanto e siamo arrivati appunto già al primo round in gara 2 già a podio, quindi è veramente un risultato molto importante, sono punti importantissimi per il campionato, e quindi direi che è un ottimo punto di partenza per poi continuare per le prossime tappe. Posso chiederti quanti anni hai? Io ne ho 23 al momento. Allora, 23 anni è l'età giusta per fare questo sport? Anche perché tra l'altro è uno sport che si può anche farlo anche over 30, o sbaglio? Sì, assolutamente, ci sono piloti professionisti che hanno comunque 45-47 anni, quindi sicuramente se fisicamente e mentalmente si sta ancora bene si può avere una carriera lunga, però sicuramente quando si è tra i appunto 22-23 e i 30-35, secondo me sei nel range perfetto tra abilità e forza comunque fisica, e comunque anche concentrazione e tutto il resto. Ecco, 23 anni, cosa hai dovuto rinunciare per fare questo sport? Ma sicuramente ho fatto tanti sacrifici, soprattutto quando avevo 15, 16, 17, 18 anni ho dovuto saltare tantissime feste, comunque tanti incontri con amici o cose, perché mi sono dedicato tantissimo a questo, che poi è diventato comunque il mio lavoro, quindi sono assolutamente grato di questo, e si vede che il duro lavoro ha ripagato. Ne è valsa la pena? Sì, assolutamente. Grande Giacomo. Allora, io ogni volta che intervisto uno sportivo chiedo, posso dirti auguri o è meglio tacere? Cioè, c'è una scaramanzia che nel vostro campo? Cioè, non bisogna guffare? Tantissimo. L'unica cosa che mi lascio dire prima della gara è in bocca al lupo, quello va bene. Ok, allora io non ti dico neanche questo, sono convinto che ti intervisterò un'altra volta e potrò dire, caspita, io con Giacomo ho un buon rapporto, va bene? Posso dirlo? Certo. Grazie Giacomo, complimenti e grande.